Ecco la nuova provincia secondo il sindacato, non più 95 ma 23 comuni accorpati con logiche ben precise. Una necessità non più prorogabile anche secondo i dati esaminati oggi, che raccontano di troppi municipi e troppo pochi soldi per garantire i servizi ai cittadini. Ma non solo divisioni oramai superate da tecnologie e dalle edificazioni diffuse, anche disparità nella tassazione con percentuali differenti su tutto quello che oramai è un territorio omogeneo. Tutto quello che i comuni gestiscono moltiplicato per 95 ha creato una giungla dove c'è una differenza enorme nel prelievo fiscale rispetto al cittadino e altrettanta differenza riscontriamo tra chi ha il servizio e chi non ce l'ha. Fusioni e accorpamenti che però la politica, secondo il sindacato, fingerebbe di approvare. Siccome l'anno prossimo si vota in più di 40 comuni, noi pretendiamo da chi si candida che ci sia un programma chiaro per fondere questi comuni e non per prendersi un posto e continuare a vivacchiare. Per questo il sindacato lancia una vera e propria sfida alla politica che deve fare i conti con l'elettorato. Il 27% della popolazione è pensionata, i pensionati hanno bisogno di servizi, così come sono conformati i comuni ormai non riusciamo più ad avere una risposta di qualità. Forte l'appello della CGIL al presidente del Veneto Luca Zaia. Un indirizzo politico chiaro per aiutare i sindaci a fondersi tra di loro. Perché è chiaro che la buona volontà c'è chi va avanti, ma c'è chi rimane fermo anche magari in malafede.